Il Consorzio Universitario Empedocle promuove i corsi di alta formazione per gli enti locali, stamani presentati ai sindaci della provincia, alla stampa, presente anche l'assessore regionale Zambuto e il prefetto di Agrigento. Un'iniziativa che per il presidente Mangiacavallo è importante in quanto si ritiene che la formazione permanente e l'aggiornamento continuo dei dipendenti degli enti locali possa contribuire a qualificare ulteriormente l'attività quotidiana e migliorare il rapporto con i cittadini. Noi stiamo cercando di assecondare un mandato statutario che ci vuole protagonisti sul territorio dei processi di formazione e di trasferimento della conoscenza. Abbiamo recepito da più parti l'esigenza di promuovere dei corsi di qualificazione, di formazione, di apprendimento continuo, in maniera particolare per i dipendenti della pubblica amministrazione che, senza offesa per nessuno, talora presentano delle criticità, delle carenze di conoscenza non dovute a loro negligenza, per carità, ma ad una serie di fattori che noi vogliamo superare. Siamo fermamente convinti che per mettersi al passo con i tempi, per dare risposte concrete in termini di efficacia e di efficienza ai cittadini e per assecondare i processi di ammodernamento ci sia bisogno di portare, di trasferire conoscenza e competenza a coloro i quali svolgono delle azioni estremamente importanti nella pubblica amministrazione. Dalla presenza numerosa dei sindaci, dall'autorevole presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, dell'assessore Zambuto e del dirigente generale dell'assessorato alla formazione, siamo convinti che ci sia una condivisione piena di questa nostra iniziativa. Speriamo di poter passare dalla fase ideativa a quella realizzativa in tempi brevi, non tanto per accogliere una soddisfazione, quanto per dare risposte concrete al territorio, perché il vero obiettivo che noi vogliamo raggiungere è questo: servire il territorio nella migliore delle maniere. Eccellente iniziativa a servizio della pubblica amministrazione regionale, il Consorzio Universitario di Agrigento che offre una proposta di formazione importante per il personale della regione siciliana e ritengo che sia assolutamente un'iniziativa apprezzabile. Ma io penso che questa è una grande iniziativa che il Consorzio Universitario sta portando avanti. La formazione del personale degli enti locali, specialmente quelli che gravitano nei nostri uffici, è fondamentale. Noi abbiamo il personale dimezzato perché sono stati negli anni tanti pensionamenti, non si sono fatte più le assunzioni, parte del personale a volte è a ore limitate e parte del personale ancora non ha avuto quella professionalità, quella capacità amministrativa perché non è stato mai formato. Penso che questa iniziativa invece sia grande, finalmente possiamo organizzare i corsi e far sì che il personale possa acquisire quelle capacità amministrative di cui un ente ha bisogno. Bene, io sono contento che finalmente il Consorzio si sia messo di nuovo in movimento, ha un'autorevole guida che è quella dell'onorevole Mangiacavallo. Speriamo che da qui in poi si possano incominciare a portare avanti iniziative che portano i nostri giovani a evitare di emigrare al nord, quindi facendo dei corsi di formazione mirati, direttamente convenzionati con le aziende in modo tale che possano acquisire quelle professionalità che servono nel mercato e trovare subito lavoro e nello stesso tempo dare quella formazione al personale degli enti locali che ormai da tanti anni non hanno più nessuna formazione e sono molti giovani che si sono immessi da tanti anni con i livelli bassi nella pubblica amministrazione e ora hanno delle responsabilità notevoli all'interno dei comuni. Il Consorzio Universitario da un po' di tempo a questa parte sta svolgendo anche quella che è la cosiddetta terza missione, cioè non soltanto corsi di laurea, alta formazione, formazione professionale, ma anche formazione e aggiornamento per i dipendenti diciamo, della pubblica amministrazione che come è noto hanno necessità di aggiornarsi sulle nuove disposizioni legislative, su molte materie, dalle materie diciamo, finanziarie a quelle legate ad altre competenze che sono diciamo, della dirigenza dei comuni e comunque degli enti locali. Quindi il Consorzio si mette a disposizione del territorio, quindi dei vari comuni della provincia di Agrigento, per organizzare dei corsi di aggiornamento e di formazione per i propri dipendenti. Credo che questo sia un vantaggio per le amministrazioni locali perché possono contare su una struttura solida, su un corpus di docenti assolutamente importante e diciamo, di spessore.